Un'indagine lunga 3 anni, quella che ha portato ai 14 arresti odierni. Luogotenente Piero Meloni, operazione Grande Fratello, voi tenevate sotto controllo la piazza principale dello spaccio, ovvero le palazzine popolari, meglio case parcheggio di Via Timavo e Smirionis. Sì, è stata un'attività abbastanza complessa, lunga 3 anni su in diversi momenti e in ogni caso era incentrata soprattutto appunto nelle palazzine di via Smirionis, angolo via Timavo e le case parcheggio. Nei fatti ci sono appunto 14 arrestati e voi avete scoperto anche un tenore di vita spropositato. In alcune circostanze sì, diversi componenti dell'associazione hanno dimostrato un tenore di vita assolutamente spropositato rispetto a quelle che sono le condizioni di vita che invece rappresentavano normalmente appunto in base alle loro condizioni. Ecco, tenori di vita molto alti, molto elevati, il luogotenente Meloni, vale a dire cosa facevano? Vale a dire, parliamo di giovani che frequentavano beauty farm regolarmente, che regolarmente spendevano enormi quantità di denaro e che in ogni caso avevano anche autovetture di un certo pregio e di un certo valore, oltre naturalmente a possedere e a utilizzare grandi quantità di denaro. Facevano uno sperpero di denaro assolutamente spropositato, diciamo. Alcuni degli arrestati odierni erano già stati arrestati da voi grazie alle vostre brillantissime operazioni in passato, quindi arrestati, poi usciti dal carcere e subito di nuovo a spacciare. Sì, molti degli arrestati facevano già allora parte appunto del sodalizio del gruppo e la carcerazione non li ha assolutamente intimoriti e non ha assolutamente diminuito la loro capacità operativa, anzi qualcuno ha anche, diciamo così, rinvigorito la propria posizione e ha anche appesantito appunto la sua posizione all'interno del sodalizio criminale. In un'ultimissima battuta, luogotenente Meloni, le vostre indagini sono partite per il viavai di certe persone all'interno dell'ospedale di Smirionis. Le nostre indagini sono partite per un allarme sociale che è stato sentito particolarmente nel periodo appunto della metà fine anno del 2014, con la frequenza assidua da parte di tossicodipendenti all'interno dell'ospedale appunto di Smirionis, di Santissima Trinità di Smirionis, e appunto la frequentazione nel circondario di ragazzi minorenni che frequentavano le scuole e che quindi poi abbiamo potuto vedere acquistavano dello stupefacente all'interno della piazza.